Scenderanno in strada ancora, ma stavolta nessun corteo, perché dicono la nostra è una protesta costruttiva. Il comitato Difendiamo il nostro ospedale, anche dopo il taglio del nastro della sede castellana dello IOV, non cede di 1 millimetro sulla battaglia per tutelare il futuro del San Giacomo, con una precisazione chiave. Noi non siamo contrari all'arrivo dello IOV, anzi lo riconosciamo come un assoluto valore aggiunto per il territorio e per la sanità legata al nostro ospedale. Tuttavia noi abbiamo fatto uno studio che dimostra come lo IOV può arrivare a Castelfranco senza danneggiare la sanità del territorio. Niente corteo dunque, ma un sit-in per raccontare testimonianze. Questa volta noi abbiamo raccolto il parere dei medici che curano direttamente le persone, di primari di ieri che però svolgono ancora la mansione come liberi professionisti, di primari di oggi, di medici di base. Impressioni che qualificano ulteriormente il nostro studio che ora come ora non è preso abbastanza in considerazione dalle istituzioni che non ci ricevono. In ballo c'è come sempre, in primis, la questione dei posti letto. L'anno scorso l'occupazione media dei posti letto dell'ospedale di Castelfranco era di 250, con l'arrivo dello IOV sarà di 186. Le altre 65 persone dove andranno? Ma è solo un capitolo della vicenda. Non esiste alcun bisogno, attaccano di tagliare massicciamente, oltre ai posti letto, anche i reparti. Non esiste alcuna giustificazione e allora si rivolgono direttamente al governatore Luca Zaia. Ci accolga, lei può cambiare le cose, lei può davvero capire il valore delle nostre proposte.